Buonasera, un saluto Sven da Sudri, da zona industriale. Qui siamo ospiti da dite Francesco e Franco Straulino. Non pensavo che fosse uno dei soliti stabilimenti di mobili, eccetera, eccetera. Sì, sono i no? Però la sorpresa grande è che qui, per hobby, al dis Franco, costruisci anche strumenti musicali. Ecco, domandando a Franco, da quando è venuta fuori questa passione? La passione vera e propria è venuta da un cari frutto, ma non avevo mai avuto il tempo per poter esibirmi. E come in 4-5 anni come si è mettuto a fare veramente. L'hobby è una passione che avevo sempre dal chiave da fare, cioè che mio padre mi aveva sempre detto che lui anni fa aveva costruito già violini. Aveva già fatto un violino con nati Dante da Sudri. E io avevo sempre dal chiave che da tornare a aiutarlo, ecco, e tornare a fare. E se mi tu solo a farci di provare, sì. Io anche su per televisione aiutato e chiatato altri chiate. Quando viene qualche tecnico, ha detto la strumentazione, che bravo proprio, no? Io sto fatto provare a qualcuno di loro, ecco, ma l'importante che il fatto è che qui in Chiania sono rarissimi. E che il bravo è lato a Cremona, che era Giobata Morassi, e che purtroppo è a Cremona. A Morassi, sì, è di Stradivari, no? Sì, sì. In resto che io conosco, sono i fratelli Rossito, che mi ha dato una mano, grazie. E dopo in resto non è che tanti sciumati, ecco. Sì, sarebbe interessante anche che tu vedi il parere di questa brava, insomma, tecnica di collaborazione. C'è un fasto, ecco, con l'en, c'è un fasto scegliere l'en adatto per questi strumenti che è difficilissimo, logicamente. Non è facile, perché loro mi dicono che lavoro anni e anni di stagionatore e che anni e anni non si può schiattarlo. Ecco, io dico questo. Il massimo è la casa armonica e vorresti manco 10 anni su di stagionatore. Sì. Allora, c'è che si sa, Stradivari, famoso Stradivari, allora addirittura in tal bosco, quando abbignava in la staes, quando la staes faceva un rumore particolare, quando batteva in l'unico intracheate, lui diceva, ecco che hai fatto tu così. Metteva via. No, io qui là purtroppo a togliere i tox già predisposti. Ecco, e quindi contentami così perché non ti hai l'età ormai. Dispur, 10 anni il minimo sarebbe, ecco, la casa armonica. Dopo tutti gli altri elementi, in mani, le fasce, sarebbe tutto lei stagionato. Di anni. Ecco. Non vengo qui, chi sepa, ma è a Treviso una foresta particolare che produce queste legname. Andè un pezzo ogni 1000 o ogni 10.000, non sai? Ogni 1000, diciamo così. Sì, legno di risonanza, no? Sì, di risonanza. Così chiamato. Che tante volte viene questo morash a bolare, questa stase viene a bolare, ma lui la sta per sé dopo. Sì. Vi non c'è che in zone che pezzi risulta? Che sepio no, hai spiato che ti qui dal bosco proprio, ma non viene, ecco, non viene tanto forte come loro su alle latitudini. E dopo anche qui alle tormentate, come voi, in una zona di aria, a stuare da sfibre, sono venuto un diavolo, ecco. Comunque non mi colpeccia se fa questa strumentazione qui. Non mi colpeccia, dopo sono io, le mani che avevo fatto, le chiocciole, che avevo fatto in legno di acero. Dopo acero marezzato, che sarebbe proprio il legno più pregiato, così, come acero. Che là, che tipo di venadura così, il marezzato, ecco. Marezzato, acero. Le fasce, il canale anche sarebbe farlo in acero, io lo faccio per il basso, lo faccio dritto. Sì. Il violoncello lo fa dritto, però sarebbe da farlo sagomatia che resta bombato, anche la casa armonica che è il canale. C'è tanto tempo impiegato per fare questa bassa qui? Il prin che è la via. Stagioni. Stagioni, sì. Tu fai a tempo perduto? Due stagioni sicuramente. Perché mi ha voluto fare la sagumes, la squintra sagumes.
per poter farle, e non è da poco. Ma sono queste fisionomie dal basso, e hai dato tu o copi tu da altri strumenti? Qui hai risultato, hai copiato, sì. Non ti hai rischiato di fare il detto? No. Hai fatto la sagome, ma già la base era già fatta. Sì, ma tu fai parobiche, ma dopo, se tu riesci a vendere o se tu vuoi? No, sì, volendo sì, ma sono già i parons, sono già i parons. C'è già i parons, a lui? Sì, lei poi renta legno figlio. Cioè, sono anche lui allora, c'è bello. Allora, di pari in figli e in figli, c'è bello. Dopo mi rende volta. Sì, ha già cominciato col violoncello. Ecco, questa qui praticamente, ci sta logicamente un anno, che ci mette d'impegno, tanto sta, un anno, mamma mia. Sì. Dopo, quasi sono impressi, sono due le squinte sagumas, tu hai la attrezzatura posta, e tu stai manco dopo, perché non è il lavoro in sé per sé grande, ecco, alle nome per le fasce, che ha l'attrezzatura. Ecco, per dare la curvatura, ha anche macchine particolari? No. Qui, una volta che sono fatte le fasce, che sono portate a 2 mm a 4, 2 e 3, 2 e 4 mm, come vedete come occhi, ecco che show, vedete già qui. Dopo si comincia a sagomare. Ma è compensata che lo fai tu? Sì. Non è compensata, è massiccio. Questo è massiccio, acero. Proprio ai sfoi? Sfoi, sì. Allora bisogna fare la vene giusta da crescita delle piante? No, ma qui sarebbe come che dicevi prima, il suo valore era che il marezzato che viene a dura così, come che dicevi prima. Sì. Allora, quando l'ingresso ci ho già in partenza queste venature qui? Sì. Qui è roba è acero dei Balcani, così lo chiami. Balcani, sì. A Levi sono un libro che è un maestro fiorentino, l'ha via a comprare una pianta, la via, ha fatto, non sai, troppe fasce che l'ha fatto, ha fatto 30 fasce per fare il basso, e l'ha fatto un 20 scenai con una pianta. Sì, che vuol mestiere già, no? Di sapere tirare fuori. Sì, era fiorentino questo tipo. Allora, Pece di Tarvisio. Acero. Valbrune, sì, Tarvisio. Valcanale. Acero dei Balcani. Dopo Cendesi chiamò. Nuati, dopo vinga bene, dopo la tastiera è in Ebano, Bulin. Viene da Africa, Ebano. Ebano viene dai paesi, Thailandia e che paesi lì. Sì. E dopo in Gen di Sudri. C'è tanto. Pazienza. Ma in Gen. Cioè, voglio dire, ecco, queste strumentazioni metalliche, la chiatin, sì. Su internet se la chiata, ecco, dopo io conosco una ditta via Verona che mi fornisce roba qui, ecco. A chi aveva già tirato fuori così il mani per fare la chiocciola, per fare un altro violoncello. Che ti scanneradure qui? E chi aveva fatto invece di fare fatto il foro come che lei. Sì, poi Pasclas, Pasquardes, sì, quel che è già pronto. Dice da sbossarlo. Poi si fa così, dite, e chi è lei già sbossato, e che si lo può inquietare, anche così, già pronto. Io l'ho fatto come che hai fatto in tal violoncello, l'hai fatto già da solo, ecco. Praticamente l'hai fatto tutto, perché l'hai fatto tutto, cominciando dai piroi a chiocciola, tastiera, sì.
Allora, quando facciamo il collaudo ufficiale, che c'è stato, quando suonai... E casomai, ecco, qui allora il basso va con le armoniche? Armoniche, qui tra bass, la chitarra, ecco, in tre di nuovo per suonare, ecco. Allora, con le feste di Sudri che stanno, uso da ring con questo, sì. Qui, ecco, c'è molto si mantiene perché non si rovini un strumento, bisogna tenerli in che condizioni? Stanza suttes, no chials, no donde tremuscifons, Ecco. Da so ambiente naturale, senza avere riscaldamento. E la custodia? Se è possibile, sì. Poi polvers, quella è solo per polvers. Sì, perché la so custodia. Ecco, mi domandavi sempre. Questa qui è una specie di chiave di soldi. Perché c'è servizio? Che per sfogare la risonanza. Allora, il suono da quarta, va dentro... Da metà, il ponticello va mettuto a metà da F. A chi più o manco. Dopo interramenti, come vedete, è un'anime. Sì. In che senso che è un'anima che va a partire da qui a basso, e ben su finta qui. Che scopo? Per robustire, vedete che la venga qui. E dopo qui viene l'anima interna e chi la cordiera interna. Sì, che il suono, allora, il suono va dentro. È stata fuori. Sì. Al denti è stata fuori. Viene riportato sul ponticello. Questa porta denti? Sì. Questa porta denti il son. Ah, ecco. E dopo viene sfogato fuori. Ma va. Ecco, questa io da buon ignorante non sapevo come sai che servisse il ponticello. Al trasmetti il son e viene rimandato fuori. Dopo tendi per regolare le sguarde sul mani. E così... Qui viene la cordiere, che è in ebano, tastiere in ebano, sono tre qualità di legno. Tre qualità di legno, sì. Il ponticello appoggiasi sempre in quel legno qui, di acero. Di solito è sempre in acero. Ecco. E così vale anche perché altri strumenti. Tutti strumenti compagni, ecco. Il violoncello compagni, sì. Dopo che qui hai fatto la classe. Che sono in legno. I piroli in legno, sì. Ecco, ci può venire a costare, dai un prezzo di lavoro, di tempo, ci può venire a costare? Col prezzo, diciamo così, si lucchiate per 2.000 euro su lucchiate. 2.000 euro. Sì, ma roba da Cecoslovacchia, cinese. Io ho sentito, quando è venuto un violinista a suonare a Paluce, di leve internazionale, che aveva un violino che valeva 1 miliardo in lire, è possibile? Chissà c'è il violino che era? Sì, un violino, era un Stradivari, Allora, è possibile? Può darsi, sì. Se me è una roba incredibile. Non ha valore. Se lei è vecchio non ha valore. Chissà, qui che lo può squattare e qui che lo può comprare. Sì, quello è dote anche. Sì. Allora, queste qui sono le ultime tre, non ti fasate dopo finito? Sì, già la lavorazione questa. E dopo onde? E dopo cominciamo il violoncello dopo. Sì. E violins? Provate a fare? Però tu hai sta chiave di vuole fare, Franco? Sì. Ecco. L'intenzione sarebbe già il violino. Allora, proveremo il prossimo fra di un anno, quando ti hai fatto un violino, fra un anno tu lo fai, no? Pensi, sono... Allora facciamo un concerto anche a volte. Col violino. Con il violino. Magari come vengono anche i nostri concittadini Franceschi, no? Massimo. Bravo. Lui senz'altro viene a fare un collaudo. Allora sentiamo anche a volte è buono, no? Sì. Altri strumenti, solo che tipo che tu fai, se vonde, nuotate? Sì. Non ma che hai fatto per il momento, sì. Dio, non si sta poco, ecco. Non si sta poco. Dopo l'ocidatura, sì, si pratica, si è tutto. Sì. È una tecnica un tic particolare, sì. Sulla verniciatura, non so, un vernice. Col tempo, avresti migliorare gli strumenti, no? Stagionanza, sì. L'ante in davanti, sì. Però vorrei suonare con lui. Ecco.
per non lasciarlo fermo, si ferma, ecco lui, si ferma. Invece suonando, lui si rinnova le fibre dal dente. Avesse un'anima dentro. Sì, sì, infatti è l'anima. Sì, infatti è l'anima. È l'anima dentro. Come dicevi prima, se fosse qualche costruttore in provincia di Udine, diciamo così, in provincia di Udine, che vuole desiderare magari chiacchierare con me, o magari fa qualche prova di costruzione, io sarei lieto e soddisfatto collaborare per la costruzione di qualsiasi roba, anche il violino, anche il contrabbasso, però vei indicazioni e io di la mia esperienza, ecco. Così. Sì, ecco, che strumento che se tu devi una curvatura, così, qualche particolare che ci sia prima di sendere eventuali difetti. Ecco, precisamente, sì, io vorrei gusto, ecco, qualche lungo residimi, qualche lezione, io posso dare la mia lezione, ecco, se vedo. Comunque qui in zone, se c'è qualche mare che vuole fa imparare il violino a qualche figlio o figlia, e viene anche da te e ti ordini il violino. Ecco. Poi là violino, come dicevi, poi là violino che fa il violino. Ecco, qui viene Francesco, figlio e nipote, come tuo padre si chiamava? Cesare. Sì. E lui suonava, ma suonava con Genesio. Con Genesio anche, bien ricordo di Genesio. La passione la sua da Pacai e suonava con Genesio, aveva anche lui il bassotto. Aveva un bassotto più piccolo, aveva 3/4. Francesco, tu sai suonare? Sì, sai suonare. Ecco. Al Carmiragni, ecco. Sì. Allora è una tradizione per me venuta fuori con queste musiche. Io, con questo senso il pari in me che suona, è normale che ti vengi. Ma suoni ogni tanto in compagnia con Aitis e Chiatis tu? Una volta si suonavi con i miei amici, ogni tanto si a suonare. Come in casa con mio figlio, io si arriva a trasmettere anche a lui. La passione anche a lui allora? Sperin Calvetti, sì. Ecco, tu hai intenzione di costruire proprio anche tu in seguito, anche parobi logicamente, così? Intanto robi il mestiere, bravo. Intanto lo hai filmato, hai fatto un po' di foto, dopo non si sa mai, una TD è un'arte che, sì. Perché anche come dicono culturalmente i giovani in tanti paesi, in tante città, sono queste scuole di musica, sì che aumenteranno anche le esigenze di questa strumentazione, no? Io penso che un domani, se io dico anche questi semplici documentari qui, potranno anche rivolgersi a voi, per esempio, potete farmi un palfrutta che per mio figlio, sì, si può anche fare, no? Ecco. Sì che è una roba che è utile per voi, per loro, io a Milano ci rifuggo un basso. Allora che c'è stato Svio da Ring, che a sud in queste feste fanno suonare insieme. Sicuramente. Ma io us auguro di realizzare anche un gruppo di basso e violoncelli e dopo auguri per i violini, no? Come che sì, insomma. Lucchiati un tic difficile perché ha tutte le misure più ridotte. E sì, le misure più ridotte non è facile, come un orologio di iglesia e un orologio di canale. Sono le misure in miniatura, diciamo così. È più difficile. Bene. Bene. Dopo queste belle visite, anche se corte, però interessanti, noi torniamo a salutare qui da Sudri. E un bel mandi pieno di note musicali, di basso, violoncelli, violes, e sono anche le violes dopo. La seconda, la terza, sarà la viola. La viola. Sì. Che a voi. Le quattro strumenti a guarda. Bene. Mandi.